Ben ritrovate cattoliche dintorni. Anche quest'anno l'Università Cattolica, nell'ambito delle festività di Santi Faustino e Giovita, propone alla città 5 incontri per indagare il tema della responsabilità nei vari ambiti del sapere. Ascoltiamo insieme l'intervista al professor Langella. Professor Langella, il Dipartimento di Scienze Storiche e Filologiche ha organizzato un ciclo di incontri intitolato A responsabilità illimitata. Che cosa significa questa tematica? Si richiama alle SRL, Società a Responsabilità Limitata. Abbiamo preso in prestito dal mondo economico questa espressione, capovolgendola e quindi facendo diventare la responsabilità illimitata, per richiamare tutti alla assunzione di una responsabilità che appunto non può essere parziale, limitata. Ognuno deve sentire fino in fondo il peso della propria responsabilità, l'assunzione di un ruolo istituzionale di governo deve essere sentita come un servizio che si fa alla collettività. Perché avete sentito la necessità di organizzare un ciclo di conferenze su questa tematica proprio? Proprio perché ci sembra di estrema attualità, nel senso che troppe volte la cronaca di tutti i giorni, no? Noi assistiamo a scandali gravissimi dove i protagonisti che se ne sono resi responsabili hanno adottato delle scelte dagli effetti devastanti senza considerare appunto le ripercussioni, le ricadute che le loro decisioni, le loro azioni avrebbero avuto su milioni di persone. Qual è l'obiettivo che volete raggiungere con questi incontri? È quello di far riflettere un mondo distratto, no? Che non ha più il senso della propria responsabilità, che ha perso la dimensione etica anche, no? E civile del dovere e del servizio, affinché si possa rigenerare un tessuto che ci porti via, ecco, da questa palude. A chi si rivolgono questi appuntamenti? Si rivolgono a tutti, nel senso che non sono né relazioni scientifiche né lezioni universitarie, è un ciclo di conferenze che non si celebra all'interno di un'accademia, ma che vuole appunto, anche per l'importanza del tema e della sua declinazione, rivolgersi al più vasto pubblico. Nell'ambito del progetto In Teatro Civitatis Brixia, un gruppo di studenti della Facoltà di Lettere è stato premiato dal Comune di Brescia per il lavoro di indagine realizzato sui marmi decorati del Teatro Romano. Ascoltiamoli insieme. Mattia, Beatrice, Nicoletta e Jessica, siete iscritti al terzo anno della Facoltà di Lettere, avete partecipato a un bando sponsorizzato dal Comune di Brescia, avete vinto un progetto intitolato I marmi decorati del Teatro Romano di Brescia. Di che cosa si tratta? Allora, in sostanza si tratta di sviluppare la conoscenza del Teatro Romano di Brescia, appunto perché il Capitolium è stato molto studiato in questi anni e in particolare anche il castello, e l'unico vero elemento che manca è della conoscenza, diciamo, dell'archeologia romana è appunto questo teatro, e noi abbiamo deciso di organizzare appunto una ricerca sul fronte scena del teatro, e ciò che noi cerchiamo di comporre, ciò che noi cerchiamo appunto di sistemare, di riorganizzare, è
ciò che doveva essere una volta, cioè quando fu costruito intorno al I secolo a.C., primo secolo d.C., il frontescena appunto del teatro. Beatrice, perché avete deciso di partecipare a questo progetto? Abbiamo deciso di partecipare a questo progetto perché è un'esperienza che possiamo aggiungere al nostro curriculum scolastico e perché ci permette di avvicinarci al mondo del lavoro facendo ciò che realmente ci interessa, cioè lavorando all'interno del campo archeologico. Quanto durerà questo progetto? Durerà circa 2 mesi e mezzo, partiamo praticamente a marzo e si concluderà a maggio. Una volta concluso questo progetto, che cosa succederà? Si spera in una mostra comunque che appunto mostri il nostro lavoro e la riproduzione del teatro romano per un futuro in cui potrà servire per una ricostruzione e un restauro del teatro romano stesso. In che modo vi può servire questa esperienza a livello di curriculum? Ma sicuramente ci dedicheremo comunque a un aspetto importante di Brescia. In secondo luogo possiamo dire il nostro primo passo sul campo vero e proprio, appunto perché noi siamo abituati a studiare queste cose a lezione con i nostri professori, però questo qua diciamo che questo progetto dà più ampio raggio, dà più libertà a noi anche per poter fare i primi passi, muoverci comunque nel campo archeologico, e quindi sicuramente è un'opzione che non abbiamo voluto mancare, appunto perché comunque ci dà la possibilità di fare, diciamo, il nostro ingresso appunto all'interno dell'archeologia. Come avete fatto a vincere questo bando? Grazie all'aiuto del nostro professore che ci ha permesso di avvicinarci a questa opportunità, abbiamo partecipato, abbiamo proposto un progetto e dopo la valutazione del progetto possiamo cominciare il lavoro vero e proprio. E ora spazio alla rubrica Libri in pillole con Silvia Mazzetti. Luisa Clark ha 26 anni e lavora in una piccola località turistica come cameriera. Ha scelto di condurre una vita tranquilla e monotona, senza che sorprese né rischi possano mettere in discussione le sue apparenti certezze. Vive con Patrick da 7 anni, anche se in realtà nel profondo del suo cuore sa di non essere più innamorata di lui. Ma a Luisa non importa, quello che conta è non mettere in discussione quelle strane sicurezze che si è costruita negli anni. Ma il suo imminente licenziamento la costringerà a guardare in faccia la realtà e la obbligherà a tornare a mettersi in gioco nella vita di tutti i giorni. Will Traynor ha 35 anni e ha sempre vissuto una vita piena di ricchezza e felicità, fino a quando un terribile incidente non lo costringerà a rimanere inchiodato su una sedia a rotelle. A seguito di questa tragedia, Will non riuscirà più a trovare la speranza per ricominciare e tutti i suoi sogni sono stati spazzati via. Sarà l'incontro con la renata Luisa a fargli ritrovare la felicità di vivere. Questo è Io prima di te di Jojo Moyes. Un libro intrigante e divertente. Il protagonista è il ricco, proprietario di una galleria d'arte chiamato Jean-Luc Champollion, che ama la vita e le donne, con cui ha avuto sempre molto successo. Un giorno, tra le lettere della sua buca della posta, troverà una busta azzurra, contenente una favolosa dichiarazione d'amore. Peccato però non ci sia una firma, c'è solo un indirizzo mail e un invito a rispondere al misterioso mittente. Ma chi sarà questa ragazza? Jean-Luc è molto incuriosito e anche divertito dal gioco stuzzicante che la ragazza gli ha proposto. Tra i due nascerà una splendida storia d'amore per corrispondenza. Questo è Con te fino alla fine del mondo di Nicolas Barrault. In un momento di solitudine, la piccola Veronica deciderà di frugare tra le cose dei genitori e tra alcuni documenti troverà una foto misteriosa di una bambina bionda, poco più grande di lei, con una salopette e un pallone tra le mani. Di chi si tratta? Chi è quella misteriosa bambina? Veronica decide però di non chiedere spiegazioni ai genitori, perché la mamma è sempre triste. Ma forse quella strana e triste atmosfera che regna in casa è dovuta proprio a quella foto e a quella bambina? Quando la mamma di Veronica si ammalerà gravemente, la ragazza deciderà di chiedere spiegazioni e di rincorrere la verità per ricostruire il passato della famiglia.
Questo è Entra nella mia vita di Clara Sanchez. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.